Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Uno spettacolo di luci, colori ed effetti speciali ha tenuto con il naso all'insù le migliaia di persone accorse sotto il cielo stellato di Arquà Polesine, la sera del 26 maggio, per i rinomati spettacoli pirotecnici che ogni anno vengono organizzati durante la principale manifestazione organizzata nel piccolo comune polesano. E l'appuntamento con il maggio arquatese è ormai fisso per tutti gli appassionati di fuochi d'artificio, che si sono radunati numerosi nel parco del castello medievale e tra le strade del paese, o bloccando il traffico sulla Transpolesana e sul cavalcavia dell'autostrada, anche nelle serate del 21 e del 30 maggio. La manifestazione, organizzata dal comune di Arquà Polesine, infatti, è ormai famosa in tutto il Polesine per gli spettacoli pirotecnici della ditta dei fratelli Martarello, che annualmente vengono proposti in più serate. In questa edizione, dedicata al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, tutti gli spettacoli sono stati aperti da una coreografia di luci sulle note dell'Inno di Mameli.